Un premio Covid per i sanitari dell'azienda ospedaliera di Padova impegnati in questi mesi di emergenza. L'accordo è stato raggiunto tra azienda ospedaliera e sindacati. Si tratta di un premio suddiviso in fasce. Prima fascia, ovvero medici e infermieri di reparti Covid, delle terapie intensive e subintensive, del SUEM e pronto soccorso, avranno in busta paga di luglio 1.200 euro, dai 600 ai 400 euro per tutti coloro che hanno lavorato per mandare avanti altri reparti necessari che erano a corto di personale. Due fasce che si sono individuate sono quelle invece di tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno lavorato a supporto dell'azienda ospedaliera al fine di garantire tutte le attività che comunque si sono portate avanti in quanto hub di terzo livello, pur non avendo pazienti Covid o non avendo attività dirette Covid. Un aspetto importante su cui hanno puntato i sindacati è quello della clausola di garanzia, che prevede un premio con risorse aggiuntive stabilite dalla Regione anche per chi ha operato in tutti gli altri reparti che non rientrano nelle prime due fasce. Non dimenticandoci di tutto il personale di supporto, e su questo abbiamo previsto delle ulteriori fasce che saranno pagate non col mese di luglio, ma sicuramente entro ottobre, come prevede l'accordo regionale. Un riconoscimento per chi in questi mesi non si è mai fermato, lavorando 24 ore su 24, rinunciando a vedere la famiglia, rischiando di ammalarsi. Un primo passo, dicono i sindacati, che puntano ad un aumento degli stipendi degli impiegati dell'azienda ospedaliera di Padova. Il personale del comparto, questa prima fase è solo una piccola soddisfazione che però non può essere il traguardo. Per noi il traguardo sarà solo e esclusivamente quando i stipendi di questi lavoratori sarà adeguato agli altri lavoratori della Regione Veneto, della sanità della Regione Veneto.